Ex alunno del Liceo Classico Empedocle di Agrigento, figura votata alla solidarietà ed alla filantropia nell'esercizio delle proprie funzioni, è il dottore Aldo Curto, medico volontario itinerante e studioso di fama, che stamani ha ricevuto il premio della Fondazione Empedocle di Agrigento. Un modo per ritornare alle origini. Io ho trascorso gli anni forse più belli e più spensierati della mia adolescenza in questa città, in questo liceo, e però per me è stato molto formativo perché mi ha insegnato a guardare i malati dal punto di vista olistico, cioè non solo come uomo di scienza, ma dietro ogni malato c'è un corpo che è un corpo che soffre, ma anche uno spirito che soffre. Essere insignito di un premio del genere, quando pensavo di essere stato completamente, diciamo, dimenticato, io per tanti anni sono stato assente dalla città, per me è stato come un ricongiungersi alla città, tanto è vero che per me rappresenta quasi una rinascita. Io ho portato dall'ultima spedizione che ho fatto in Madagascar un nuovo fossile di uno struzzo preistorico che ormai è estinto, e ne ho fatto dono questa mattina al Museo di Storia Naturale del liceo, quasi a simboleggiare che è la possibilità in futuro anche di una nuova collaborazione con il liceo. Non posso più essere alunno, però mi piacerebbe continuare a collaborare, quindi nella prossima spedizione in Amazzonia probabilmente cercherò, se non mi mangia lui prima, un piranha imbalsamato lo porterò e lo donerò al liceo. Dare ai ragazzi un esempio e un modello di come una scelta professionale importante nel campo scientifico, in questo caso specifico, possa anche tradursi nella possibilità di un impegno umanitario di alto profilo. Appare oggi un messaggio importante che è stato peraltro anche sottolineato dal Vescovo, che con la sua presenza ha voluto proprio ribadire l'importanza della solidarietà nella società del futuro, anche in relazione all'etica. Nell'ambito della mattinata sarà anche presentato il volume della Fondazione Empedocle. Il volume Il futuro ha un cuore antico, memoria ed identità, è il libro che è stato pubblicato con il contributo del Centro Culturale Pasolini e che è stato di recente presentato alla città in occasione di una importante presentazione avvenuta presso la Biblioteca La Rocca il 27 aprile. Oggi ci è sembrato importante far conoscere questo libro ai ragazzi, perché il libro racconta la storia del liceo e di come il liceo abbia influito nella storia della città.